Benvenuti a Oltre il mistero. Oggi facciamo un salto indietro nel tempo, precisamente nel 1963. Un anno piuttosto intenso. Assolutamente. Dunque, le alte sfere del governo americano misero per iscritto un protocollo di emergenza davvero molto dettagliato. E attenzione, non serviva per gestire un disastro nucleare. Che in quel periodo storico era la paura principale, insomma. Esatto. Niente bombe, niente collassi finanziari o epidemie. Questo era un piano strategico concepito per sopravvivere a un evento che avrebbe letteralmente riscritto la storia del nostro pianeta. Ovvero l'incontro con un'intelligenza non umana. Roba da brividi. In questa analisi esploreremo un documento declassificato che trasforma la fantascienza in un freddo calcolo geopolitico. Il testo su cui ci concentriamo oggi è, per l'esattezza, un memorandum, redatto il 18 luglio di quell'anno. Da chi di preciso? Da un analista del Consiglio Nazionale per lo Spazio e l'Aeronautica. È un dipartimento direttamente collegato all'ufficio esecutivo del Presidente degli Stati Uniti. Quindi altissimi livelli, non era il progetto di un appassionato nel tempo libero. No, per niente. E l'obiettivo non era investigare, sai, le classiche segnalazioni di luci nel cielo fatte da cittadini spaventati. La questione era puramente pragmatica, cioè come dovrebbe posizionarsi l'umanità a livello tattico, militare e diplomatico di fronte a una civiltà capace di attraversare le stelle. Ok, analizziamo la questione. Perché per capire la gravità di questo documento governativo dobbiamo prima immedesimarci nella scienza di quegli anni. Non possiamo assolutamente liquidare il rapporto come un semplice esercizio di creatività. Sarebbe un errore, sì. C'era un vero e proprio scontro accademico su come guardare l'universo. L'analista parte proprio dal registrare un cambio di paradigma, un cambio enorme nel pensiero scientifico. Dobbiamo considerare che il modello astronomico precedente era molto restrittivo. Sosteneva che i pianeti nascessero in seguito a un incontro ravvicinato, insomma, un quasi scontro tra due stelle. Un evento rarissimo. Praticamente impossibile. La forza di gravità reciproca, sfiorandosi, avrebbe strappato materia incandescente, che poi si sarebbe raffreddata formando i mondi. Ma un evento del genere richiede un allineamento talmente preciso da rendere il nostro sistema solare un'eccezione statistica totale. Una lotteria cosmica vinta per puro caso. Esattamente. Secondo quella prospettiva vecchia, la Terra era un miracolo matematico in un deserto vuoto. Ma nel 63 la nuova astrofisica stava smantellando del tutto questa convinzione. Sostituendo la teoria dello scontro con un processo naturale molto ma molto più comune, giusto? Precisamente, il meccanismo del disco di accrescimento. Che cambia le regole del gioco. Totalmente. La nuova visione spiegava come una nebulosa di gas e polveri, collassando sotto la propria gravità per accendere una stella al centro, formi naturalmente un disco rotante. In questo vortice i detriti iniziano a scontrarsi, si aggregano. Diventa un meccanismo fisico intrinseco, cioè una vera e propria catena di montaggio cosmica. Quindi i pianeti non erano più visti come incidenti rarissimi. No, diventano il sottoprodotto naturale e inevitabile della nascita delle stelle. E parallelamente anche la biologia stava abbandonando l'idea della vita come un miracolo irripetibile. Si cominciava a vedere la chimica alla base di tutto. Sì, si iniziava a tracciare il percorso chimico che porta dalle molecole inanimate alle forme elementari, come i virus. Con le giuste condizioni la vita diventava un risultato quasi aspettato. Questo però mi solleva un dubbio grosso. Cioè, se il cosmo è potenzialmente pieno di biologia di base, c'è comunque un abisso tra un batterio e una civiltà che costruisce reattori nucleari. Ah beh, certo, un divario immenso. E la scienza ufficiale restava estremamente scettica sulla probabilità di trovare intelligenza vicino a noi. Quindi, se gli accademici pensavano fosse così improbabile, perché un funzionario dell'esecutivo dedica tempo e risorse per tracciare una procedura? Voglio dire, sembra il corrispettivo burocratico di comprare un'assicurazione contro l'attacco di un drago. Capisco perfettamente il tuo punto. Ciò che è affascinante in questo caso è l'applicazione del puro ragionamento strategico ai margini dell'ignoto. L'analista ragiona valutando il rischio puro. In che senso? In ambito militare, il rischio si calcola moltiplicando la probabilità di un evento per il suo impatto. Ah, ok. Anche se la probabilità di un contatto venisse stimata a una frazione infinitesimale, l'impatto sulla civiltà terrestre sarebbe talmente totale da polverizzare qualsiasi altra priorità. Distruggerebbe le carte in tavola. Esatto.
In un contesto governativo di quel livello, farsi trovare privi di una linea guida è considerato un fallimento istituzionale ben peggiore rispetto allo spendere, diciamo, qualche risorsa per pianificare l'improbabile. La logica dell'assicurazione portata all'estremo. Meglio averla e non usarla. Esattamente. E seguendo questa procedura, il documento restringe il campo. Prima di guardare le galassie lontane, l'analista esplora il nostro sistema solare, con un'attenzione speciale rivolta a Marte. Sì, a quel tempo i famosi canali marziani catturavano ancora tantissimo l'immaginazione pubblica e militare. Ed è qui che le cose si fanno davvero interessanti. C'è questa ipotesi che una potenziale spedizione marziana avrebbe scelto di ignorare la Terra per installarsi sulla Luna. Immaginiamo di essere una specie marziana in cerca di risorse. Ci mettiamo in viaggio e arriviamo nel sistema Terra-Luna. La Terra è un gigantesco e ricchissimo supermercato, strapieno di acqua e minerali. Tutto quello che serve per prosperare. Invece la Luna è un minuscolo mini market polveroso disperso in mezzo a nulla. Eppure, secondo il documento, la logica suggerirebbe di fermarsi al mini market, semplicemente perché il parcheggio è molto più comodo. E ti dirò, la fisica alla base di questa analogia del parcheggio è solida come la roccia. Davvero? Non è solo teoria stramba? No, l'analista non usa l'astronomia romantica, ma la meccanica spaziale dura e pura. Marte possiede una gravità nettamente inferiore rispetto al nostro pianeta, il che significa che la sua velocità di fuga è molto più gestibile. Lanciare un razzo da Marte è relativamente facile. Fin qui ci siamo. Ma se quel razzo atterrasse sulla Terra, si ritroverebbe intrappolato in un pozzo gravitazionale estremamente profondo. Uscire dall'attrazione terrestre richiede una velocità enorme, oltre 11 km al secondo. Una pazzia energetica. Si obbligherebbe il velivolo a usare quasi tutta la sua massa solo per immagazzinare il propellente necessario a ripartire. La gravità del nostro satellite, invece, è pari a 1/6 di quella terrestre. Praticamente una passeggiata in confronto. Esatto. Un viaggio di andata e ritorno tra Marte e il suolo del nostro satellite richiede un dispendio di energia esponenzialmente minore, persino utilizzando razzi chimici convenzionali. Quindi in pratica evitano la Terra per non rimanere bloccati senza carburante sul fondo del nostro pozzo gravitazionale. Ha senso? È un calcolo logistico impeccabile. E se partiamo dal presupposto che stessero usando il nostro satellite come scalo minerario o base operativa, allora il documento deve aver cercato delle prove di queste operazioni. Infatti l'autore le cerca. L'analista cita l'osservazione di gas caldi che fuoriuscivano dal cratere Alphonsus. La scienza dell'epoca, e di quegli anni, riteneva il nostro satellite geologicamente morto da miliardi di anni. Vedere del fumo uscire da una roccia considerata inerte deve essere sembrato il corrispondente astronomico di trovare il camino acceso in una casa apparentemente abbandonata da secoli. Un'immagine inquietante, sì. E oltre ai gas vulcanici inspiegabili, l'analista prende in esame anche le letture agli infrarossi. Rivelavano punti caldi concentrati in aree specifiche della superficie. Macchie di calore isolate. Precisamente. E per una mente militare abituata a cercare schemi o infrastrutture industriali nemiche, quelle fonti di calore potevano sembrare centrali energetiche o cantieri di estrazione sotterranei pienamente operativi. Se i militari guardavano quei punti caldi temendo fossero basi operative, allora devono aver guardato le sonde spaziali umane con un sospetto enorme. Oh, assolutamente. Immersi in quella paranoia costante. Tantissime delle prime missioni verso lo spazio profondo, sia americane che sovietiche, sparivano nel nulla. Smettevano di trasmettere o fallivano miseramente le loro orbite. Invece di pensare a semplici guasti tecnici, che magari erano la cosa più logica, l'analista solleva il dubbio che ci fosse un blocco intenzionale. Un sabotaggio esterno. Come se una forza superiore stesse intercettando le nostre sonde per tenerci confinati sul nostro pianeta. Una sorta di quarantena imposta dall'alto. È un perfetto esempio di come il contesto di tensione influenzi l'analisi dei dati. E guarda che a queste presunte anomalie si aggiungevano anche i 2 piccoli satelliti naturali di Marte, Phobos e Deimos. Che hanno un'orbita un po' strana, vero? Molto strana. Erano stati scoperti a fine Ottocento e le loro orbite insolitamente circolari, vicinissime al pianeta, avevano portato alcuni teorici a fare calcoli bizzarri. Concludono che la loro densità fosse troppo bassa per essere fatte di roccia solida. Quindi cosa pensavano che fossero?
L'ipotesi ventilata che l'analista inserisce nel rapporto era che potessero essere stazioni spaziali, cave e completamente artificiali. Roba da fantascienza allo stato puro. Certo, ma ripeto, il funzionario non valida l'esistenza certa dei marziani, struttura un quadro di riferimento logico. Ti dice che se ci fosse una presenza ostile, questi sarebbero i segni tangibili del loro dispiegamento tattico nel nostro sistema solare. Mettiamo da parte il nostro cortile di casa per un attimo. Passando oltre il nostro sistema solare, la sfida logica successiva diventa il viaggio tra le stelle. E qui le distanze diventano inimmaginabili. Esatto. Entra in gioco un ostacolo monumentale, ovvero la velocità della luce e le ferree leggi di Albert Einstein. Come si affrontano distanze così inconcepibili senza infrangere la fisica conosciuta? La soluzione che viene descritta nel documento è una strategia affascinante che potremmo definire dell'impero lento. L'impero lento, mi piace. Come funziona? Parlo della propulsione nucleare. L'analista immagina un modello con enormi navi generazionali. Quindi niente teletrasporto o motori a curvatura? Niente di tutto ciò. Queste navi potrebbero raggiungere la metà o magari 3/4 della velocità della luce. L'idea è quella di un'espansione metodica e progressiva. La civiltà parte dal proprio Sole, viaggia verso la stella più vicina e ci arriva, diciamo, in 10 o 20 anni. E una volta lì si fermano. Usano i pianeti di quel nuovo sistema per estrarre materiali, costruire nuove navi, alimentare i reattori nucleari e permettere alla popolazione di crescere. Magari restano fermi per una ventina d'anni. Esatto, un pit stop lungo. Poi la flotta si divide e riparte verso altre stelle limitrofe. Procedendo in questo modo, fermandosi e ripartendo continuamente, l'intero disco della nostra galassia potrebbe essere colonizzato in circa 200.000 anni. Che sembra tantissimo per noi. Infatti altera completamente il nostro modo di misurare il progresso. Noi pensiamo in cicli elettorali di 4 anni o in trimestri finanziari, ma una civiltà del genere pianificherebbe in ere geologiche. Questo solleva una domanda importante sui nostri limiti biologici. Il cervello umano si è evoluto per comprendere archi temporali brevissimi, le stagioni, le generazioni, al massimo qualche secolo. Oltre non riusciamo a visualizzare bene. Ma per una specie che ha stabilizzato la propria biologia e la propria struttura sociale da millenni, l'attesa scompare. Per contestualizzare meglio, pensa che i dinosauri hanno dominato il pianeta per 165 milioni di anni. 165 milioni. Wow! A confronto, i 200.000 anni necessari per saturare l'intera Via Lattea non sono letteralmente nulla. Non è necessario invocare scorciatoie iperspaziali. Basta abbinare la fisica classica a una pazienza immortale. Ma l'analista sa che non può fermarsi a ciò che è confortevole o spiegabile con la fisica dell'epoca. Se il governo vuole un piano di emergenza veramente completo, deve considerare lo scenario peggiore. Lo scenario in cui i visitatori ignorano completamente i limiti di velocità dell'universo. Cosa succede se viaggiano più veloci della luce? La fisica moderna stabilisce che lo spazio e il tempo non sono due entità isolate, ma un unico tessuto interconnesso. Il famoso spazio-tempo. Esatto. Viaggiare più veloci della luce non è come superare un banale limite di velocità in autostrada. Significa distruggere alla base il principio di causalità. Spostarsi a quella velocità altererebbe la sequenza degli eventi per chi osserva. Cioè l'effetto arriverebbe prima della causa. Precisamente. Un'astronave che partisse dalla Terra a quella velocità potrebbe arrivare a destinazione prima che la luce della sua partenza raggiunga lo stesso punto. L'equipaggio potrebbe teoricamente vedere una stella collassare prima ancora che esploda. Una follia temporale. In termini pratici, il viaggio superluminale equivale al viaggio nel tempo. Accettare che qualcuno lo faccia significa accettare che la causa e l'effetto non esistono più in modo rigido. E se il governo ammette che le regole fondamentali della fisica non si applicano a questi visitatori, cambia del tutto la natura della nostra reazione. Non siamo più scienziati che osservano un fenomeno naturale interessante. Siamo pedine in balia di regole a noi sconosciute. Immaginiamo di giocare una partita a scacchi contro un avversario che all'improvviso prende i suoi pezzi, li solleva dal tabellone e li posiziona dove preferisce, senza rispettare i turni, senza seguire nessuna regola nota. Scacco matto all'istante. Le regole che abbiamo studiato per secoli diventano carta straccia. Tutte le nostre difese, le tecnologie militari, le strategie
non hanno alcun valore contro qualcuno che non gioca sul nostro stesso piano dell'esistenza. Ed è questa immagine che ci porta direttamente al nocciolo politico del memorandum. Se colleghiamo questo al quadro generale, l'analista passa dalla cosmologia alla pura geopolitica di sopravvivenza. Il vero motivo per cui è stato scritto. Una civiltà che possiede una padronanza delle forze dell'universo tale da manipolare il tempo e lo spazio ci vedrebbe come noi vediamo delle colonie batteriche in un vetrino. In un potenziale conflitto, la potenza militare globale della Terra sarebbe inefficace, inutile. Pertanto, la direttiva politica tracciata nel documento è netta e inequivocabile. Sotterrare all'istante ogni disputa. Sotterrare l'ascia di guerra e negoziare una resa, o un accordo presentandosi come un'entità planetaria singola, unita. Quindi l'analista sta di fatto dicendo ai militari americani che, in caso di arrivo di una nave, la guerra fredda con l'Unione Sovietica, la corsa agli armamenti nucleari, le enormi dispute per i confini territoriali, tutto questo diventerebbe all'improvviso una patetica lite tra bambini in un recinto di sabbia. Di fronte a una minaccia o a una presenza in grado di spegnere il sole, i conflitti interni dell'umanità perdono qualsiasi significato. Trovo paradossale come il governo riconosca che l'unica forza capace di unire veramente i popoli della Terra debba per forza provenire dal vuoto dello spazio profondo. La logica impone che, di fronte a un problema esterno, incommensurabilmente più grande, le divisioni interne si dissolvano per forza di cose. Il primo contatto ci obbligherebbe a rivalutare all'istante il nostro ruolo. Ci costringerebbe a presentarci con una singola voce, mettendo in pausa i nostri arsenali per tentare di comprendere l'enorme interrogativo di fronte a noi. Tutto questo è profondamente affascinante, ma la domanda vera è: quindi cosa significa tutto questo? Alla fine del documento, dopo aver delineato i dischi di accrescimento, la meccanica dei pozzi gravitazionali, l'impero lento e questa diplomazia del terrore, l'analista conclude con una nota di pungente cinismo burocratico. Davvero fantastica. Un bagno di realtà, totale. Scrive chiaramente che nessuno ai vertici del potere dedicherà mai risorse vere a prepararsi per questi scenari, non finché l'evento non si presenterà fisicamente nei nostri cieli. E poiché la politica è assorbita dal presente e la scienza ufficiale spesso rifiuta ciò che non può misurare in laboratorio, la nostra unica banca dati di riferimento per un evento del genere rimane la letteratura di fizione. I romanzi e i film. Esatto. Quando l'emergenza arriverà davvero, il processo decisionale si trasformerà semplicemente in un caos generalizzato, un panico indescrivibile. Perché le istituzioni governative non stanziano fondi per la gestione dell'impossibile. La conclusione del funzionario è un richiamo alla realtà della natura umana. Di fronte a un cambio di paradigma così totale e soprattutto privo di istruzioni operative validate, i governi mondiali reagirebbero con l'unica risorsa disponibile in abbondanza. Un gigantesco, incontrollabile panico di massa. Cercando risposte in storie inventate per vendere libri e biglietti del cinema, insomma. E se la nostra unica mappa concettuale per affrontare un'intelligenza non umana è la fantascienza, ci troviamo di fronte a un enorme problema di fondo. Voglio lasciare a chi ci ascolta questo dettaglio cruciale su cui riflettere. Uno spunto importante. Queste narrazioni, questi libri, questi film non sono state scritte per formare diplomatici o scienziati. Sono macchine per l'intrattenimento, puro e semplice. E l'intrattenimento prospera sul conflitto, prospera sulle armi laser, sui mostri che vogliono saccheggiare le nostre città, sulle invasioni aliene spietate. Serve tensione per tenere incollato il pubblico. Per un predatore da abbattere. Se un giorno una flotta dovesse davvero fermarsi sopra le nostre nazioni, la nostra risposta sarebbe dettata dalla meraviglia e dal rigore scientifico o verrebbe guidata dall'istinto di sopravvivenza innescato da decenni di paure proiettate sugli schermi. La vera minaccia per l'umanità potrebbe non risiedere nella tecnologia di questi eventuali visitatori. Potrebbe risiedere nella tragica possibilità che le nostre sceneggiature apocalittiche si trasformino in un attimo di panico totale nella nostra unica e fatale politica estera. E in quel caso saremmo noi il nostro peggior nemico. Senza alcun dubbio. Bene, grazie per aver seguito questa analisi approfondita dei retroscene governativi. A presto e ricordatevi sempre di guardare al cielo per cercare risposte, non paure. Grazie per essere stati con noi.